presidente, quello eletto dalla gente. Lui non ha molte pretese, basta 20.000 al mese. Ha una vita dignitosa, una famiglia numerosa, qualche volta pure piange, è un ipocrita costante. Non è colpa sua davvero se il tuo conto è rosso scuro. Certo che hai troppe pretese, ma 6.000 euro al mese. Cosa cerchi, cosa urli? Parla piano che disturbi, e non fare il gioco duro, tanto perdi di sicuro. Come opla, ma chi ci salverà da queste facce di culo qua? Chi ci salverà? Nemmeno Superman, solo il buon Dio lo sa. Quando consegni prenderà, una speranza ci sarà, una gran festa si farà. Ma chi ci salverà da queste facce di culo qua? Chi ci salverà? Nemmeno Superman, nemmeno Superman, nemmeno Superman. Basta. Eccoli gli industriali che in Italia sono i soli, che han profitti troppo bassi, dei salari senza lassi, patrimoni ben nascosti tra ste tristi stadi corti. E a pagare le loro tasse sono le tasche delle masse. Gli operai, sti delinquenti, sindacati e tradimenti, per pagargli gli stipendi si sono ridotti i dividendi. Ma stavolta lo hanno detto, vanno all'estero e col cazzo, con diritti inesistenti e profitti esorbitanti. Loro fanno almeno di te. Opla, ma chi ci salverà da queste facce di culo qua? Chi ci salverà? Nemmeno Superman, solo il buon Dio lo sa. Quando consegni prenderà, una speranza ci sarà, una gran festa si farà. Ma chi ci salverà da queste facce di culo qua? Chi ci salverà?